Domenica sesta di Pasqua, anno A, 10 maggio 2026, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà con voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Dicono gli esperti che rubare il futuro ai giovani è oggi il vero e grande torto degli adulti nei confronti di chi cresce. Anche perché togliere la capacità e la possibilità di progettare il domani a chi sta crescendo vuole dire spegnere nei giovani e nei ragazzi la loro spinta, la loro energia vitale. Però precisiamo, non si può mai generalizzare. Giovani che si rimboccano le maniche con ottimi risultati negli studi, sul lavoro, nello sport del nostro paese esistono ancora e non sono pochi. Purtroppo, però, altrettanti giovani sono orfani, sono senza speranza, spenti, senza grandi sogni e ideali. Alcuni sono apatici, altri indifferenti e troppi alle prese con quel vuoto dentro che ruba la loro capacità di vivere il presente e di sognare il tempo che verrà. La colpa, proseguono quanti studiano e approfondiscono il mondo dei giovani, non è tutta nei nati del terzo millennio. Sono i grandi che prima di loro si sono adagiati sui risultati raggiunti e si sono seduti. Sono gli adulti che si sono chiusi in quel piccolo mondo fatto di benessere personale, di agi, di comodità per me, anche se questo stile di vita ammala il mondo e ruba risorse che appartengono a chi verrà dopo. Il che significa una cosa soltanto: se i nostri giovani sono orfani di futuro e stanno male, è perché il mondo dei grandi si è lasciato vincere dalla paura, si è barricato in un oggi chiuso ad ogni cambiamento e soprattutto perché è diventato incapace di un impegno e di una ricerca appassionata per un mondo e una realtà migliore. Un'analisi simile, però, vale anche per le comunità cristiane. Quando San Giovanni scrive quel Vangelo che abbiamo letto, il suo Vangelo si riferisce a dei cristiani in crisi di fede, che non riescono più a fidarsi della parola di Gesù. Avvertono Gesù come distante,
lontano e soprattutto assente. Le logiche del mondo, di quel mondo, guerre, persecuzioni, impero romano guidato da bulli inaffidabili perché pazzi, sconclusionati e autocelebrativi, stanno mettendo a dura prova le comunità cristiane. Molti abbandonano la loro fede e si affidano a idoli più immediati, meno impegnativi. Voi mi direte, niente di nuovo sotto il sole, ma è proprio per loro e per noi che San Giovanni riporta ai suoi lettori queste parole di Gesù. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Questo lo scrive perché vuole comunicare anche a noi che Lui è il Signore che ha vinto la morte, è vivo ed è presente in questa storia ed è in mezzo a noi con il suo Spirito. Per questo è il Dio con noi, in mezzo a tutte le vicende della nostra vita e delle comunità cristiane di ieri e di oggi. E se qualcuno è convinto di essere orfano perché si avverte senza speranza e senza punti di riferimento, il Vangelo di oggi ricorda al lettore di ogni generazione che quel Gesù che non sentiamo ancora emotivamente accanto a noi, non solo ci lascia orfani, ma di fatto è il Dio che con il suo Spirito ci sta cercando. Verrò a voi. E perché nessuno si lasci vincere dallo scoraggiamento, Gesù aggiunge: io pregherò il Padre ed Egli vi darà un paraclito, un difensore, perché rimanga per voi per sempre lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere. Ed è una pagina del Vangelo molto bella, che suona oggi come una buona notizia per tutti, perché tante comunità hanno la tentazione di gettare la spugna e non di confrontarsi più con la parola di questo Vangelo, dove c'è un Gesù che ci difende, che vuole darci la forza per reggere quel male che tante volte ci attraversa e che ci mette in crisi. Quel paraclito che ci aiuta a vincere le tentazioni di mollare tutto e di essere vivi e belli in questo mondo. Non solo ci difende, ma dalle paure del mondo, ma anche da noi stessi. Proviamo a pensare quante paure abbiamo, quanto rancore, pigrizia, avarizia, cattiveria nascono in noi. Quante volte siamo portati a non far niente di male, ma neanche a fare il bene. E allora, quando ci avvertiamo stanchi e orfani, entriamo magari in una chiesa, stiamo in silenzio, chiediamo che lo Spirito venga e certamente lo Spirito verrà e ci aiuterà a ritrovare la pace del cuore, a ritrovare la pace con chi vive con noi e a sperare realmente in una pace per il mondo intero. Allora la preghiera che mi è nata per i bambini è questa. Caro Gesù, Luigi, il mio migliore amico, è senza papà. È morto
quando lui aveva 4 anni. Non so perché, ma oggi, quando ho sentito che nel Vangelo hai detto «non vi lascio orfani», mi sono commosso. Ho pensato a Luigi e mi sono chiesto come sarebbe la mia vita senza il mio papà. Ma poi ho pensato anche a tanti bambini che sono orfani a causa della guerra, a Gaza, in Ucraina, in tutti quei posti dove le bombe distruggono e uccidono persone. Luigi dice che casa mia è un po' la sua seconda famiglia, anche perché spesso si ferma a fare i compiti a casa mia e poi cena da noi. Gesù, grazie, perché non ti dimentichi dei bambini orfani e fai in modo che non si sentano soli. Aiutaci ad aprire le nostre case per non lasciare solo chi è orfano e chi sta male. Grazie Gesù.